Carissimi confratelli di tutto il mondo, mia carissima famiglia salesiana, vi saluto da qui, da Valdocco, dove il 4 di ottobre la casa Don Bosco e tutto il Valdocco rinnovato apre di nuovo le porte per offrirci una profonda e vera esperienza di salesianità che ci permetterà di toccare con le mani la vera storia di Don Bosco, i suoi sogni, la sua realtà, la sua fede, i suoi problemi, una opportunità per fare una profonda esperienza salesiana e spirituale. Miei cari confratelli salesiani, mia carissima famiglia salesiana, posso assicurarvi che qui la casa Don Bosco vi offrirà molto di più che delle cose belle che ci sono comuni nei musei di tutto il mondo. E certo che vedrete delle cose belle, ma anzitutto vi offrirà un'opportunità per fare una profonda esperienza di sentimento, di emozione, di affetto per il nostro carisma, di ammirazione per il nostro Padre e anche di esperienza di fede e di incontro con il Dio che ha accompagnato questo progetto di vita di Don Bosco. Vedete per esempio come qui, con la stessa emozione con la quale io guardo questo momento, abbiamo due documenti preziosi per tutti, ma pensate per noi, cari confratelli salesiani di Don Bosco. Questo piccolo taccuino dove quel ragazzo ancora, Michele Rua, scrive nel 1854 che Don Bosco ha chiamato nelle sue camerette, qui stesso, a un gruppetto di quelli giovani, sicuramente i migliori che Don Bosco aveva scoperto, per fargli una proposta, quella di vivere una vita santa nel servire agli altri compagni e ai ragazzi che potevano venire qui all'oratorio. E 5 anni dopo, il 18 di dicembre del 1859, qui, sul tavolo che era comune con Don Bosco, il primo consiglio, si scrive questo verbale che è la lettera di fondazione della Società di San Francesco di Sales. Qui trovate quell'originale prezioso di quel momento storico e di fede. Come dico, per offrirci una opportunità per fare veramente un viaggio nella profondità del carisma, nella profondità della nostra bellissima storia salesiana come salesiani e come famiglia salesiana. Accompagnare a Don Bosco in questo percorso, ma soprattutto lasciarci accompagnare da lui, sarà anche un'opportunità per sentire molto profondamente, toccare e vedere come è stata tutta una scuola di umanità e di santità, quello che conosciamo bene come i buoni cristiani e onesti cittadini, e ci farà capire come è stata la storia di tanti ragazzi dove alcuni sono molto conosciuti come San Domenico Savio, Francesco Vesuco, Michele Magone, con la vita scritta da Don Bosco, ma tantissimi altri che non conosciamo, però che hanno fatto questo percorso. Un percorso dove si preparavano per la vita, ma in una profonda amicizia con Gesù. La stessa sfida che oggi abbiamo noi, 162 anni dopo.
E qui, con la bellezza di tante reliquie, come questa porta del tabernacolo, giustamente il tabernacolo dell'estasi di Domenico Savio, o la balaustra, la originale, della chiesa di San Francesco de Sales, e tanti altri elementi e oggetti che ci dicono che qui è stata una scuola di vita, è stata una scuola di santità di Don Bosco, Mamma Margherita e tanti altri che hanno fatto un bellissimo cammino. Oggi questo cammino dobbiamo farlo noi. Il percorso per la casa di Don Bosco ci permetterà di fare tutto un cammino spirituale, toccare anche con le nostre mani e cuore il sogno, per esempio, dei 9 anni, che troviamo qui nella sala della dimensione pastorale del nostro carisma, dove i lupi saranno dopo agnelli, dove Gesù è il buon pastore, dove la Signora del Sogno, la Madonna, si trova con i giovani d'oggi, con le caratteristiche d'oggi, dove il sogno missionario continua da Valparaíso a Pechino con i volti d'oggi. Un cammino che ti permette di trovare il sogno dei 9 anni, l'originale, scritto dallo stesso Don Bosco anche con le sue correzioni. Quel sogno che troviamo nelle memorie dell'oratorio tanti anni dopo, scritto da Don Bosco, o la stessa lettera di Roma, l'originale qui, dove Don Bosco ci dice che non dobbiamo dimenticare mai com'era il primo oratorio, dove giustamente la ragione, la religione, l'amorevolezza davano tutta la unità. Carissimi, è una bellissima opportunità per fare un cammino interiore al cuore della nostra salesianità e della nostra spiritualità salesiana. E qui, miei cari confratelli SDV, dove Don Bosco ci aspetta. E qui, mia carissima famiglia salesiana, carissimi fratelli e sorelle, dove Don Bosco vi aspetta. Qui dove tante notti non ha dormito perché scriveva tutta la notte per far arrivare la buona dottrina e i buoni pensieri a quelli semplici, a quelli più umili. E qui dove Don Bosco ha sognato la congregazione, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrici, tutta la famiglia salesiana. È qui dove ha avuto i sogni missionari, è qui dove pensava nei suoi ragazzi, è qui dove ha parlato e ricevuto alle persone di grande importanza, ai nobili, a quelli che potevano aiutarlo economicamente, ma anche a quelli più umili, che cercavano un aiuto di Don Bosco. E qui, carissimi confratelli tutti, dove Don Bosco ci aspetta per fare un cammino spirituale e di interiorità, per toccare da vicino la stessa esperienza che lui ha vissuto di come Dio ha sognato il meglio per le ragazze e i ragazzi. E oggi siamo noi quelli che con la nostra vita mostriamo che Don Bosco vive, e vive non soltanto nella comunione dei santi, che lo crediamo fortemente, ma vive
sta vivo, perché in tutto il mondo salesiano la nostra famiglia salesiana continua a fare realtà questo sogno che porta ai ragazzi e le ragazze all'incontro con Gesù. Mi piace dire una realtà che porto molto nel cuore. Credo veramente che Don Bosco nella Chiesa è un patrimonio per tutta l'umanità e oggi, il mondo d'oggi, le società, le nazioni hanno bisogno del carisma salesiano, della sua grande figura e della realizzazione di Don Bosco di tante cose per mezzo di noi. Benvenuti tutti voi, tutti noi, a questo pellegrinaggio, a questo cammino spirituale di salesianità e di interiorità con Dio. Miei carissimi confratelli e consorelle, in questo pellegrinaggio per Valdocco il Signore sempre ci aspetta qui per essere con noi, per darci la consolazione. La Madre Ausiliatrice ci riceve e aspetta in questa sua casa. In questo posto santo noi abbiamo il nostro amato Padre Don Bosco che ci ha sognato e pensato. Abbiamo a Madre Mazzarello che ha avuto questo dono di una grande genialità femminile per tradurre la intuizione di Don Bosco nella vita con le sorelle e con le ragazze e fare un bellissimo cammino di educazione e di santità. Abbiamo e troviamo a Domenico Savio, frutto bello della pedagogia e di scuola di santità di Don Bosco. Troviamo qui anche in mezzo a noi al Beato Michele Rua e Filippo Rinaldi, successori del nostro Padre. Allora io vi invito veramente con tutto il cuore a fare questo cammino di interiorità, di vera esperienza di salesianità nel cuore del nostro carisma. Ciao.